Una colata di cemento e via con le polemiche, soprattutto sul social network Facebook. Quella che vedete è la centralissima piazza Vittorio Emanuele di Agrigento che si rifà il look in vista della festa del 2 giugno. Normalmente adibito a posteggio auto in occasione della festa della Repubblica, ospiterà la cerimonia istituzionale. Ma facciamo un passo indietro. Da posteggio a strisce blu dipinte sui San Pietrini era diventato un percorso ad ostacoli, buche e avvallamenti, complici anche le radici degli alberi. E più che incassare i soldi del parchimetro, ha collezionato richieste di risarcimento danni avanzate al comune da chi ha subito appunto danni. Adesso la polemica sul web, i cittadini chiedono che vengano ripristinati i San Pietrini. Sul piede di guerra anche i consiglieri comunali del gruppo Uniti per la città, che in una nota scrivono: Firetti e la sua giunta si sono resi responsabili di un collettivo attentato al decoro urbano e al buon gusto, violentando una centralissima e frequentatissima piazza con colate di asfalto. E a chiarire la situazione è stato l'ufficio tecnico del comune. L'ingegnere Franco Vitellaro spiega: gli interventi erano urgenti, indifferibili. Questa è solo la prima fase in cui sono state eliminate le radici e ripristinata la sicurezza. Con il PUM approvato recentemente dal Consiglio Comunale, conclude Vitellaro, si risistemerà l'intera piazza e i suoi San Pietrini.